Buonasera, buonasera a tutti e grazie per la pazienza nell'aver aspettato qualche secondo, così siamo riusciti a far partire anche il video in diretta, quindi siamo in mondovisione, come si dice, in live streaming su Facebook. Perché questa riunione e perché questo titolo? Questa riunione serve perché prima si parlava di vento, perché dopo un certo periodo ci sono le condizioni per cui ricomincia e sta ricominciando a soffiare un altro vento, oltre a quelli già citati, che è il vento dell'indipendenza. Si stanno cioè creando quelle precondizioni che ci permetteranno, se noi sapremo essere bravi, come siamo stati bravi fino ad oggi e come senz'altro sapremo esserlo anche nel prossimo futuro, affinché questo vento possa gonfiare le nostre vele nel nostro percorso verso la piena indipendenza del Veneto, della nostra Repubblica Veneta. Quali sono queste condizioni che dobbiamo mettere in atto? Come prima diceva Natalino Giolo, sono le condizioni della conoscenza prima di tutto. E in questo senso penso che un po' tutti noi siamo abituati ormai ad avere informazioni, a consultare i nostri organi di informazione, che sono organi di informazione in rete, oppure gli organi di informazione umana attraverso i banchetti e i gazebo, e cercare, come dire, le notizie, cercare un'ispirazione, perché il grigiore che c'è al di fuori di queste stanze è totale. La completa, come si dice, appiattimento da parte degli organi di informazione che hanno creato la ben nota cappa mediatica che c'è in questo paese, quindi non solo il Veneto, ma purtroppo anche più in generale in tutto il territorio della cosiddetta penisola italica, è assolutamente insopportabile, toglie il respiro. Ecco il senso quindi vero anche del titolo di questa sera, di questo incontro. Vogliamo fermare, stop, ai ladri, ma ai quali ladri? Ai ladri dei nostri sogni. Concettualmente noi siamo abituati a raffigurare i ladri come i ladri di soldi, e questo è vero, perché sicuramente chi tiene sotto dominio lo Stato italiano, chi tiene sotto dominio il popolo veneto, i nostri concittadini, sicuramente tra le proprie qualità proprio questa, quella di saper rubare. Quindi sicuramente ci sono dei ladri dei nostri soldi, del frutto del nostro lavoro, ma la cosa più grave che noi vogliamo arginare, perché questa permetterà di arginare anche quei ladri, è di fermare i ladri dei nostri sogni, ovvero quelle persone che costringono quelle 107.000 creature che non solo dal Veneto, ma che comunque nell'ultimo anno hanno visto proprio in Veneto e in Lombardia crescere più che altrove, hanno fatto una scelta tale per cui il proprio sogno non lo trovano più in questa terra, nella loro terra, ma lo devono cercare altrove. In questa terra purtroppo ci sono le condizioni solamente per dare forma a un incubo. L'incubo dello Stato, del mondo occidentale e non solo, che più costringe i propri cittadini alla sofferenza sotto ogni punto di vista. Quello economico è ben noto a tutti, ma non c'è solo quello. Più in generale c'è la distruzione della nostra dignità come cittadini, come esseri umani, come veneti nel nostro caso. E quindi il senso di questa serata è proprio questo, è uno stop ai ladri dei nostri sogni, e questo stop può venire solo dalla nostra indipendenza. Vediamo se funziona
queste slide, altrimenti magari Marzia, basta che premi. Ah, no, è là. Eccola qua. E quindi qual è il senso di questa giornata? Beh, prima di tutto è proprio la presentazione, noi l'abbiamo chiamata, della piattaforma di cittadinanza digitale. Perché questo? Perché vedete, uno, se non diciamo forse il più importante dei motivi che ha fatto sì che la nostra azione, l'azione di plebiscito.eu, abbia rappresentato il punto più alto che la questione veneta abbia toccato nella storia moderna, è stato proprio questo, è stato l'aspetto tecnologico, è stato il fatto di aver puntato sulla capacità di essere più avanti rispetto a chi ci deruba ogni giorno dei nostri soldi, dei nostri sogni, attraverso una creazione di un progetto che fosse più innovativo, più avanti, tecnologicamente più avanzato. Questo perché? Perché è chiaro che il parassita, chi ti tiene sotto scacco, ha uno svantaggio competitivo rispetto allo schiavo che cerca invece la libertà, al cittadino, al suddito che è messo sotto scacco dallo Stato. Ovvero il parassita tende naturalmente a non sviluppare la propria intelligenza, la propria capacità innovativa. Invece lo schiavo che cerca la libertà è costretto nella storia, e ha successo quando ci riesce, a cercare una forma innovativa per conquistare la propria libertà. La tecnologia ha questo spirito di liberazione. Non è solo perché è bella, perché abbiamo i telefonini, perché fa figo, fa tendenza, no, è perché la tecnologia in sé ha questo aspetto filosofico, soprattutto nella nostra era contemporanea, ha questa capacità di rappresentare quella risorsa a cui noi possiamo accedere in ultima istanza per conquistare la nostra libertà. È l'unica risorsa che abbiamo? No. Ce n'è un'altra. Allora, qui vediamo i passaggi, una specie veloce di carrellata nel tempo. Siamo partiti a marzo 2014 con il referendum di indipendenza del Veneto. Siamo arrivati poi, attraverso varie fasi, tra il 2015 e il 2016, ad aprire la prima business community veneta, il nostro club plebiscito.eu, e ora ci ritroviamo in un momento particolare. Quindi dalla prima fase, dalla prima attività, che è stata quella di raccogliere il consenso dei nostri concittadini attraverso la tecnologia sul progetto di indipendenza, ora stiamo arrivando alle fasi realizzative, cioè a mettere in atto e a finalizzare questa volontà del popolo veneto, attraverso quindi l'economia e attraverso la tecnologia. Mi spiace perché comunque le slide vengono leggermente tagliate, però insomma il senso si capisce. Quali sono quindi le fasi del piano strategico? Referendum e institution building. La prima fase, marzo 2014, e quello di cui ci ha parlato il capogruppo Mauro Fontana all'inizio. Economia. Ecco l'altra risorsa che prima evocavo. Nel mondo moderno, nel nostro mondo, nel mondo contemporaneo, i cambiamenti, i veri cambiamenti, i cambiamenti profondi, come sappiamo, non avvengono più, o non avvengono solo, o non avvengono per chi se lo può permettere in prima istanza, attraverso il classico strumento con cui si sono verificati nella storia, le guerre. No! I cambiamenti avvengono attraverso la leva economica. E quindi noi abbiamo creato e stiamo finalizzando, e in questo senso, come sapete, l'attività è continua nel dare struttura, nel dare forza, nel dare sostegno al nostro club, alla nostra business community, in cui confluiscono gli imprenditori e chi vuole investire nel proprio futuro
legandolo ovviamente alla propria terra, investendo nella conoscenza, nella competenza, per intercettare quei cambiamenti di cui poco fa nel precedente intervento avete avuto una qualche notizia, no? Quelli 23 triliardi di dollari che sono in fase di investimento, in parte già iniziati, e che vedono la nostra terra, Venezia, essere il crocevia di un equilibrio nuovo, di nuovi flussi, di una nuova realtà dinamica attraverso la quale si svilupperanno ovviamente le fortune, i destini del nostro popolo. Le nuove vie della seta. E badate bene, noi non ne parliamo solo in questa stanza di queste cose. In questi giorni, lo ricordava oggi nel suo intervento l'architetto Silvio Cauduro, è stato tradotto e pubblicato in lingua italiana un famoso libro di uno dei commentatori geopolitici più importanti del mondo, Parag Khanna, che già ci aveva citati, e che oggi ci cita nel proprio ultimo libro, che è Connectography, e ci cita fino addirittura alla dichiarazione di indipendenza che è emersa grazie alla vittoria pubblicitaria nel referendum digitale di indipendenza del Veneto che plebiscito.eu ha organizzato. E qui veniamo appunto all'altra leva, la tecnologia. La tecnologia l'abbiamo usata per catalizzare il consenso dei cittadini veneti, la tecnologia ora sarà la chiave di volta, una volta che avremo realizzato anche tutte le altre condizioni, affinché si finalizzi la volontà sovrana e la volontà attuativa dei cittadini veneti di vivere liberi e indipendenti nella propria terra. E quindi ecco il senso della piattaforma di cittadinanza digitale, ecco il senso del criptostato. Andiamo avanti, superiamo per innovazione i nostri schiavisti e individuiamo la via per la libertà attraverso la tecnologia. Questo è l'albero dell'indipendenza, no? L'albero della vita, il tiglio, l'albero sacro dei Veneti da 3000 anni. Il tiglio era l'albero sotto il quale le comunità venete si ritrovavano per decidere le sorti dei propri villaggi, delle proprie città, delle proprie istanze civiche. Rappresenta il senso proprio istituzionale nella nostra storia antica e nobile. Allora abbiamo visto come si succede in questo arco temporale la nostra attività. E vediamo appunto che dal referendum siamo passati all'architettura istituzionale, stiamo in questo momento nel 2016 e prima di arrivare nel 2017 finalizzando e strutturando la nostra business community in tutte le sue componenti. Quindi questo è il compito prioritario per gli attivisti del nostro movimento, far sì che arrivi tutta la linfa necessaria affinché si finalizzi la struttura portante della fase economica che sostiene e dà forza all'albero dell'indipendenza. A quel punto si entra appunto nella fattiva realizzazione dei progetti economici che permetteranno di intercettare le grandi opportunità che si aprono per la nostra terra, nella realizzazione della piattaforma finale, della piattaforma tecnologica di cittadinanza digitale del criptostato e quindi come logica conseguenza della nostra indipendenza. Abbiamo realizzato un panorama temporale che può essere anche ottimistico, che possa coprire tutte queste fasi. Però è importante ora passare chiaramente questa fase cruciale che darà forza all'albero dell'indipendenza, al nostro tiglio, albero sacro dei Veneti. Siamo andati poi a vedere tutte le varie fasi istituzionale, economica, tecnologica e infine dell'indipendenza,
suddividendola in sottofasi, vedendo a quali punti si trovano, e ci rendiamo conto quindi che se l'istituzionale è quella che ha fatto più passi in avanti grazie al referendum digitale, ma ha bisogno ovviamente di completamento. Cito solo il riconoscimento internazionale da parte di altri stati, la effettiva capacità di controllare il territorio da un punto di vista amministrativo e di governo, e non solo con la enunciazione dei principi e delle logiche che potranno fare da base, da piattaforma di quella che è la Repubblica Veneta. E poi ovviamente quelle economiche. Anche in questo caso c'è una strutturazione che è iniziata e che è avanti, c'è una importante definizione di competenze, perché si parlava prima di conoscenza. Ecco, un aspetto fondamentale da sapere è che nella struttura e nella squadra che abbiamo creato e che lavora per creare le condizioni reali per l'ottenimento della piena indipendenza, ci sono delle competenze straordinarie che ci permettono di attingere a tutte le opportunità, anche di carattere professionale, di opportunità economiche che derivano dall'essere all'interno di questa visione strategica. E quindi quando si parla di nuove vie della seta si parla anche di un'enorme quantità, di un enorme volume di nuove opportunità d'affari che si stanno aprendo, e noi siamo, attraverso la nostra business community, in grado di offrire e di permettere ai membri, ai soci di questa business community di accedere alle opportunità collegate. E stiamo parlando di qualcosa che è destinato a stravolgere l'equilibrio per come lo conosciamo oggi e il mondo degli affari per come li conosciamo oggi. Chiaramente quello che va completato è la parte poi di funzionamento a regime di questa struttura, e in questo senso come attivisti noi siamo chiamati a interessare gli imprenditori e chi vuole investire nel proprio futuro a far parte di questo disegno, a spiegarglielo e a far sì che non possa fare a meno di farne parte, a far sì che dia tutto quello che in cuor suo vuole dare, perché non può fare a meno di entrare in questo disegno che gli cambia la prospettiva. Ovviamente da un punto di vista tecnologico, fra poco vedremo alcuni dettagli pratici, eventualmente poi sistemeremo la visualizzazione delle slide perché sennò non si vedrà. Abbiamo l'analisi, di cui oggi condividiamo una parte. Avremo lo startup che è iniziato ma che ha bisogno di un notevole, di una notevole spinta, e capiremo quindi cosa serve per arrivare a completare il criptostato e qui ci sono alcuni termini tecnici e a realizzare quella che è l'intelligenza che c'è sotto. Voi capite che se dobbiamo realizzare una piattaforma che ponga le condizioni perché noi conquistiamo la libertà, per tradurla in termini banali ma che possano far capire il concetto, questa deve avere un grado di intelligenza superiore rispetto ai sistemi, per esempio, burocratici dello Stato italiano e di tutti i sistemi che in un qualche modo gli permettono di esercitare il dominio su di noi. E ovviamente database cosa vuol dire? La capacità poi di portare i cittadini veneti a utilizzare e a entrare attivamente in questa piattaforma affinché ne abbiano tutti i benefici che ne derivano. Altre fasi, ovviamente c'è l'indipendenza, abbiamo parlato prima del referendum, ci sono le strutture, le istituzioni, ci sarà la vita economica del nostro territorio, e questa sarà fortemente legata, soprattutto per la sua partenza, all'attività ovviamente che stiamo portando avanti con la nostra business community. Ci sarà tutta la parte tecnologica di criptostato che creerà le condizioni perché noi otteniamo l'indipendenza, così come la piattaforma di voto digitale ha permesso al popolo veneto di dire in modo plebiscitario all'89% di oltre 2,36 milioni di votanti che voleva fortemente la propria indipendenza, e alla fine ci sarà, ho usato un termine chimico, la catalizzazione, cioè la capacità e la forza di
di questo progetto strategico preponderante che permetterà di finalizzare, di ottenere l'indipendenza. Come si vede, si parla di un progetto complesso in cui nulla viene lasciato al caso. E quindi parliamo di piattaforme di cittadinanza digitale. Chiedo ai tecnici se è possibile trasformare la visualizzazione in modo che si possa capire e vedere. Voi quando entrate in un sito internet avete, come dire, delle pagine che visualizzate, quelle sono la parte, come dire, visibile all'uomo. Dietro c'è invece tutta la parte di infrastruttura e di scheletro tecnologico che permette a voi di vedere quella pagina. Ecco, la parte di sinistra è l'infrastruttura, la parte di destra è la visibilità che voi avete di quell'infrastruttura. Il cuore è l'accesso. Cos'è l'accesso? Beh, ve lo semplifico. L'accesso è questo. Sarà una card oppure l'equivalente, i vostri dati per entrare nella piattaforma digitale come cittadini. Attorno a questo modulo informatico si collegano tutti gli altri. Questo è fondamentale perché permette a voi di accedere. In quel caso voi siete cittadini e tutti quelli che non accedono sono, come dire, esterni. Questo è un aspetto fondamentale su cui voglio farvi un altro, come dire, riflessione, che spiega anche la ragione per cui gli stati nazionali, tradizionali, stanno perdendo presa sui cittadini e stanno perdendo capacità effettiva di controllo e di governo rispetto a quello che avveniva nel passato. Questo avviene per un motivo semplice ed è in apparente contraddizione con la deriva populistica che c'è da parte di molte parti politiche che pongono il proprio accento sui confini degli stati. Ci sono molti leader politici che parlano di muri, ma i muri attorno agli stati non bloccano nulla. Quello che veramente dà forza a una comunità, quello che determina la vera potenzialità, la vera capacità di affrontare le sfide del futuro, non sono i confini territoriali, ma sono la capacità di avere nel proprio dominio quelle che sono le reti attraverso cui fluisce ovviamente attraverso cui fluiscono i dati, attraverso cui fluiscono tutte le decisioni, quindi sono le reti tecnologiche, le reti di trasporto, la One Belt One Road, le vie della seta, ma le piattaforme digitali, le connessioni internet, le grandi reti di comunicazione, le grandi reti di trasporto energetico, le reti stradali. Questi sono gli ambiti attraverso cui passa la fortuna delle nazioni. Non è più il territorio. E questo spiega anche alcuni fenomeni, però qui ovviamente vi rimando ad altri passaggi perché altrimenti non ne abbiamo il tempo e perdiamo la concentrazione, ad altri fenomeni che spiegano la polarizzazione politica che è in atto. L'incapacità da parte degli stati di gestire questi processi di cambiamento fa sì che le leadership politiche non siano in grado di dare un messaggio alle proprie popolazioni che possa permettere a queste popolazioni di avere fiducia nel loro progetto. Perché? Perché parlano di concetti vecchi, parlano di territorio, parlano di confini, parlano di ponti, parlano di isolamento, quando il mondo va verso una interconnessione globale, una capacità di trasporto. Tutti noi andiamo in viaggio, vogliamo andare in viaggio, nessuno vuole pensare di tornare indietro
quando non potevi prendere un aereo e andare in un paese a visitarlo. Parliamo da turisti, no? Nessuno vuole tornare indietro ad un mondo in cui non era possibile comunicare o in cui i nostri ragazzi non potevano andare a studiare e a farsi una cultura, una professione in una prestigiosa università straniera. Nessuno vuole tornare a quei livelli. Quello è l'isolazionismo, quella è l'autarchia, quella è la povertà che ha portato le cittadinanze, le comunità, i popoli verso le guerre, verso la miseria, verso la distruzione. Le leadership politiche di oggi, contemporanee, non stanno assolutamente capendo questo fenomeno. E qui questo concetto di accesso, di identità che permetterà ai cittadini veneti di usufruire delle potenzialità di questa piattaforma è importante. Sulla sinistra, senza entrare nel merito dei dettagli tecnici, abbiamo l'intelligenza, i cosiddetti protocolli di interfacciamento. Attraverso l'intelligenza e i protocolli di interfacciamento noi potremmo avere tutti i vari moduli, chiamiamoli di espressione governativa, ad esempio la gestione fiscale, la gestione delle elezioni, ma anche la gestione degli aspetti dell'istruzione, oppure la gestione dei servizi di comunità. Tutti questi servizi governativi che oggi tra l'altro come cittadini ci troviamo come dire, a vederli ridotti a uno stato di degrado impressionante pur pagando una quantità di tasse assurda, saranno ottimizzati proprio da una piattaforma tecnologica di questo tipo, da un'intelligenza che permetterà una razionalizzazione e una loro ottimizzazione. Sotto abbiamo altre fasi, saranno delle fasi esterne che permetteranno per esempio alle imprese, che permetteranno ai mercati, che permetteranno come dire, alle grandi infrastrutture civiche private di poter accedere, secondo quelle che saranno le volontà dei cittadini stessi, che daranno il loro consenso affinché questo avvenga, di integrarsi in un sistema che funzionerà in modo ottimale. Oggi questo non avviene e noi lo stiamo concependo. Ci sarà tutta la parte grafica di gestione di questi aspetti, quindi chi accederà alla gestione, per esempio, dei rilasci di cittadinanza? Ci saranno delle persone, degli funzionari che avranno questo tipo di accesso, e poi ci saranno le parti con le varie funzionalità a disposizione dei cittadini, dove votare, dove nel futuro pagare le tasse, dove nel futuro poter accedere ai servizi di istruzione. E poi ci saranno potenziati tutte le possibilità invece di carattere civico e privato, che potenzieranno il nostro sistema di imprese, e quindi avremo i mercati, avremo le varie attività, abbiamo fatto alcuni esempi, di carattere economico che potranno usufruire, in base alle scelte che i cittadini faranno, di queste funzionalità. Ce n'è una in particolare che noi attiveremo prima degli altri, ed è il mercato stesso, l'e-market, perché questo è un aspetto che ci tocca da vicino come veneti. Noi oggi, come sudditi dello Stato italiano, siamo sottoposti alla predazione fiscale come imprese, come imprenditori, che sta creando una desertificazione industriale. Attraverso questi moduli tecnologici metteremo a disposizione per tutti coloro che vorranno invece intraprendere la propria attività economica, metteremo a disposizione le potenzialità che derivano dai nuovi grandi dalla possibilità di accedere alle giurisdizioni commerciali e di diritto commerciale internazionale senza essere tartassati dallo Stato italiano. Questo avverrà attraverso ovviamente un modulo tecnologico che sarà collegato alla piattaforma, che permetterà alle imprese digitali, in questo caso, di accedere a delle fiscalità dirette da parte della Repubblica Veneta, e che saranno assolutamente, come si dice, umane e leggere rispetto a quelle a cui sono invece sottoposte da parte dello Stato italiano. Questo sarà un elemento decisivo dal punto di vista economico.
non andiamo oltre, vi scorro velocemente le slide tecniche per farvi capire il grado di sofisticazione e di livello a cui siamo arrivati, e che in questi esempi riguarda per esempio la capacità di gestire i gruppi di cittadini. Cosa si intende per gruppi cittadini? Ad esempio i cittadini digitali, ad esempio i veneti nel mondo che potranno accedere a questa piattaforma, ad esempio tutti i cittadini del mondo che credono nel nostro progetto indipendentemente dalla loro origine, da dove abitano, e che potranno accedere sotto particolari condizioni a potenziarla e a renderla uno stato digitale che va oltre addirittura i propri confini territoriali. Vi sembra fantasia questa? C'è qualcuno nel mondo che ha già iniziato a ragionare in questi termini. Questa è la carta di accesso allo stato digitale dell'Estonia. E non è uno stato a caso, perché ricordiamolo, è anche lo stesso stato che ci aveva dato l'ispirazione per creare il referendum digitale. Perché, ricordiamolo, i cittadini estoni votano attraverso la rete internet. E oggi che ispirazione ci ha dato, che noi stiamo ulteriormente potenziando? Beh, l'Estonia ha una sfida particolare. Ha, come dire, un territorio che è molto a rischio, lo sappiamo tutti, ha un vicino molto, come si dice, ingombrante, e i cui aerei, un giorno sì e l'altro pure, entrano nel suo spazio territoriale. Non ha alcuna possibilità di competere dal punto di vista militare con questo vicino. E allora cosa hanno scoperto? Pensate che l'Estonia è il paese dove è stato sviluppato Skype, una forma di comunicazione che molti penso usano e che permette di comunicare da remoto. Beh, questo stesso stato, piccolissimo, è più piccolo e ha un'economia che è paragonabile a quella della provincia di Brescia, per capirci. Questo stato ha creato le condizioni per poter sopravvivere anche senza il proprio territorio fisico. Beh, è un'analogia forte con i veneti, no? È un'analogia forte perché i veneti hanno la stessa drammatica urgenza. Noi vogliamo la nostra piena indipendenza, ma noi oggi non abbiamo le condizioni per esercitare il controllo sul nostro territorio. Ecco perché la piattaforma digitale e la piattaforma di cittadinanza digitale diventa cruciale e strategica nella strada di ottenimento della nostra libertà. E badate bene che nessuno la può bloccare, perché la rete globale e interconnessa è tale per cui anche dei tentativi di bloccaggio, di filtraggio, di censura non riescono a fermare quello che è il web profondo, per dirla, no? Quella che è la rete. Senza entrare nei dettagli, questo per esempio è lo schema logico di base per creare per registrare un cittadino, attraverso cui un cittadino può fare domanda di cittadinanza e sottoporre ai funzionari della Repubblica Veneta la propria richiesta di ricevere la card di accesso al criptostato. Questo è la parte invece che riguarda l'altro punto di vista, il funzionario che riceve, che è chiamato ad approvare una richiesta di cittadinanza. Sembrano banalità. Beh, voi dovete capire che ognuno di questi quadratini porta con sé pagine e pagine di codice informatico, di infrastruttura collegata per gestire queste procedure. E infine, ovviamente, anche un esempio pratico, le elezioni e quella che sarà la piattaforma, per esempio, per votare, già possiamo magari darcelo come obiettivo, il rinnovo del Parlamento della Repubblica Veneta, che potrà avvenire direttamente attraverso una piattaforma integrata con i primi moduli attivati del criptostato di questo tipo. E qui avremo ovviamente i funzionari che saranno chiamati o chi ha il potere e la facoltà
di creare il nuovo evento elettorale con tutte le funzionalità per gestire le schede di voto, le leggi elettorali, i territori, chi ha diritto di accedere, di far cosa. E ovviamente poi dal lato del cittadino lo stesso, una volta che l'evento elettorale è stato creato, come si accede e attraverso quali fasi, ovviamente qui è raffigurata una scheda di voto, il proprio voto diventa operativo ed entra nel sistema in modo corretto oppure gestendo le eccezioni. Ora capite quella famosa slide che forse qualcuno aveva già visto del nostro progetto per l'indipendenza. Queste sono delle rotelline. Cosa vuol dire cosa sono queste rotelline? Beh, queste rotelline significano che questo è un progetto integrato, che è partito dall'essere. È partito quindi dalla creazione dei soggetti, plebiscito.eu, Veneto sì, le aree territoriali che permettono a questi soggetti poi di portare la propria azione nel territorio, di prendere forma. Questi soggetti hanno fatto sì che si celebrasse e si vincesse in modo plebiscitario il referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014. Senza di essi non sarebbe potuto avvenire. E senza di essi all'interno di un disegno integrato di questo tipo sarebbe stato un qualcosa non solo inutile, ma che probabilmente non avrebbe avuto quel respiro che gli ha permesso di avere quel successo. E poi ovviamente la parte di riconoscimento e di certificazione dei risultati del referendum e anche dal punto di vista politico della firma da parte di quella che è la prima forza politica dello Stato italiano del riconoscimento del suo più importante rappresentante del Veneto, nella firma del riconoscimento della legittimità del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 e dell'impegno a riconoscere l'attività della delegazione dei 10 della Repubblica Veneta che è stata eletta nel corso dello stesso, volta, così dice il protocollo d'intesa vincolante che ha firmato, al riconoscimento internazionale dell'indipendenza della Repubblica Veneta. Scusate se è poco, Ovviamente da questo sono partite tutte le consuetudini, il diritto veneto, l'institution building e qui siamo passati al fare, dall'essere al fare, si dice spesso, no? E cos'è il fare? È il mettere in pratica questo senso di appartenenza che è emerso. E quindi la creazione del club plebiscito.eu, della confederazione del club degli imprenditori veneti nel mondo, rivolti ovviamente con la stessa finalità progettuale a tutti i veneti come dire della diaspora, gli oltre 7 milioni di veneti che vivono al di fuori del territorio del Veneto. E quindi, come dire, alla concezione della fase finale, ovvero della piattaforma di cittadinanza digitale e del criptostato veneto, supportato, ricordiamolo, dalla volontà dell'89% degli elettori veneti, che ci permetteranno di creare e di dare piena indipendenza alla nostra Repubblica Veneta. Queste sono le basi. Non si può, come attivisti, non sapere queste cose. Come attivisti, quindi, il primo dovere che c'è è quello di fare propri questi passaggi e di, una volta che li abbiamo capiti, di trasmetterli ai nostri concittadini. Ovviamente, in questo senso, grazie, diventa fondamentale, oltre che l'aspetto formativo, a cui siamo chiamati tutti quanti, come attivisti, diventa fondamentale l'aspetto organizzativo, perché questo ci permetterà di intercettare quel vento che è ritornato a spirare e che sta per gonfiare le nostre vele, le vele della nostra azione. Mi riferisco per esempio anche alle ultime uscite, prima si parlava con Marzia, abbiamo fatto recentemente dei gazebi, delle postazioni a San Donà di Piave in occasione
Sagra del Rosario, ma anche a Caorle, a Oderzo, ce ne sono degli altri che sono in attivazione, e abbiamo registrato questo ritorno forte di interesse e di vicinanza dei veneti. Beh, prima di tutto, una cosa che abbiamo testimoniato è che ci hanno identificati, sanno chi ha organizzato il referendum digitale di indipendenza del Veneto, sanno che plebiscito.eu è quell'organizzazione che sta concependo un progetto di libertà per il Veneto. E quindi la domanda che facevano era al limite: era da tempo che vi cercavo, perché chiaramente la nostra capacità organizzativa non è tale da coprire tutti i territori in ogni momento. Ci hanno riconosciuti e sono stati molto felici di ritrovarci. Ecco, quindi quell'aspetto fondamentale che vi voglio trasmettere è: usciamo nel territorio, perché il territorio ha bisogno di noi, ci sta cercando, ed è nel momento perfetto, ideale, per ricominciare ad alimentare quel grande movimento popolare, territoriale, che noi abbiamo saputo rappresentare nel corso del marzo 2014. Ora lo possiamo fare in una modalità più forte, più potente, ovvero con una formazione, con una conoscenza di base. Nel marzo 2014 c'era l'entusiasmo, c'era la voglia di libertà di fronte a un progetto che magari non si capiva in tutti i particolari, ma che catturava il cuore. Ora dobbiamo fare un passo ulteriore nella scala evolutiva e dobbiamo assolutamente appropriarci dei contenuti del nostro progetto, perché questo diventa di fondamentale importanza per poterli trasmettere ai nostri concittadini. Quindi usciamo sul territorio, questo è il senso di questa riunione che abbiamo indetto dopo l'estate. C'è stato un settembre caldo, possiamo catalogarlo come estate. Oggi da qualche giorno, tra l'altro in un giorno come dire importante per la nostra storia, perché oggi si celebra l'anniversario della battaglia di Lepanto, che come dire, pur affondando nella storia, nel passato, le proprie radici, nel momento, come dire, che stiamo vivendo, storico, rappresenta uno straordinario come dire, episodio da ricordare di attualità per le sfide che ci apprestiamo a vivere. Penso quindi che sia chiaro l'importanza anche per tutti noi in questo momento di esserci di fronte a noi stessi. Quella bellissima poesia, lettera, che però in realtà è una poesia a tutti gli effetti, che Rudyard Kipling ha scritto a fine Ottocento a suo figlio, e che prima ci è stata letta, e che se la proviamo a rileggere quando torniamo a casa e la riempiamo di significati, vedrete che tante cose vi dirà. Quella lettera, questa giornata, questo momento deve rappresentare per tutti i veneti, per tutti gli attivisti di plebiscito.eu, per tutti i soci di Veneto Sì, per tutte le persone che hanno a cuore e vogliono realizzare il progetto di libertà che abbiamo concepito, deve assolutamente la giornata di oggi e questa riunione rappresentare un punto di svolta nella nostra consapevolezza. Non c'è altro, non ci sono alternative. Questo è il concetto. Non ci sono scuse, non ci sono alternative. Andiamo a vederle. Provate ad analizzare qualsiasi progetto politico che oggi sia presente nel territorio veneto e più in generale, visto che purtroppo siamo sudditi di questo Stato, anche più ampio nel territorio italiano. E proviamo anche ad andare oltre, prendiamo anche gli stati a noi vicini, prendiamo l'Europa. È l'Europa che è in crisi di identità, che si lacera al proprio interno, pur non volendo lacerarsi, perché nessuno vuole abbandonare i vantaggi, ripeto, dell'interconnessione globale
in cui stiamo vivendo. Nessuno vuole perdere i vantaggi di un mercato che ha permesso comunque una crescita, non certo in Italia, ma in molti altri paesi sì. Nessuno vuole perdere questi vantaggi, nessuno vuole tornare indietro a un secolo fa, nessuno vuole fare meno dei nostri telefoni, delle nostre tecnologie, nessuno vuole fare a meno dei grandi progressi che abbiamo ottenuto. Eppure nessuno tra le classi dirigenti è in grado di coniugare questo desiderio che tutti hanno con una proposta civica, politica, che intercetti la fiducia e che faccia sognare i propri cittadini. Questo si è perso e quindi ovviamente gli unici progetti politici che voi trovate sono incentrati sulla paura, che è il grande avversario del sogno. E invece noi qui in questa sala d'albergo vogliamo, come attivisti, realizzare un grande sogno. Vogliamo far sì che quella grande realtà istituzionale che ha saputo rappresentare lo Stato, che nella storia dell'uomo ha avuto la durata ininterrotta più lunga, riprendere forma nella modernità attraverso la Repubblica Veneta indipendente, che possa far sì, per esempio, che non siano 107.000 i cervelli che scappano da quest'area, da questo territorio, ma che ritornino i Galilei a insegnare nelle nostre università, che diventiamo noi il punto di riferimento della civiltà mondiale, come già lo siamo stati nella nostra storia. Perché? Perché noi riusciamo oggi a concepire un modello civico istituzionale che va oltre i limiti di uno Stato territoriale e riesce a incrociare la forza delle nuove grandi reti, delle nuove grandi infrastrutture tecnologiche con le esigenze che ha una comunità di darsi delle regole, di vederle rispettate in modo sacrosanto, di vedere le libertà individuali mai messe in discussione dal fatto che qualcuno chiede più sicurezza perché in realtà non è in grado di far rispettare le leggi. Tutti noi vogliamo avere il massimo di libertà perché viviamo in un territorio che ha il massimo della sicurezza. O no? Io non voglio che a casa mia mi entri un'entità esterna e decida quello che io come cittadino devo pensare, devo fare o come mi devo comportare. Io come cittadino voglio essere libero di esprimere la mia umanità secondo le regole e al tempo stesso non voglio rinunciare alla sicurezza di essere a casa mia, per esempio, e di non essere assalito. Io posso dire per testimonianza diretta che nella nostra terra questo non avviene. Ho subito un'aggressione a casa mia da parte di un pregiudicato e questo pregiudicato non ha avuto giustizia, ha avuto la libertà da parte di uno Stato infame che non fa rispettare le proprie leggi ai criminali, ma che punisce con una severità e una crudeltà inaudita che non ha pari nel mondo occidentale i propri cittadini. Questa realtà non si sconfigge con la paura, questa realtà si sconfigge con la capacità di stare a un livello superiore. Noi vogliamo con la nostra indipendenza fermare e bloccare i ladri dei nostri sogni che vogliono relegarci in un incubo. Noi con la nostra indipendenza vogliamo permetterci di sognare. Vogliamo permetterci di poter perseguire la nostra felicità. Vogliamo che i nostri ragazzi possano voler restare nella propria terra a perseguire il proprio segno di vita e realizzarlo. Vogliamo che gli adulti possano realizzare e dar frutto a quelli che sono i risultati del proprio lavoro e della propria autorealizzazione e gratificazione come esseri umani. Vogliamo che i nostri concittadini più saggi, più esperti, possano vivere la parte più bella della propria vita con il rispetto del valore più alto che ha un essere umano, la propria dignità. Noi
assolutamente non vogliamo rinunciare al sogno della nostra Repubblica Veneta indipendente e abbiamo concepito un progetto integrato che fa leva sugli strumenti della modernità per realizzarlo pienamente, affinché questo progetto dalla carta trovi piena applicazione oltre a quello che già è stato realizzato nella realtà. Serve che i veneti che credono alla propria indipendenza, che la vogliono realizzare, partecipino attivamente, conoscendo tutti questi aspetti, essendone consapevoli e condividendolo con tutti i loro concittadini. Cari attivisti, è il compito nostro. Siamo noi, non ci sono altri a cui delegare la conquista della nostra libertà. Chi vuole essere libero deve volerlo fortemente, deve, una volta che ha capito qual è il percorso per ottenerlo, deve dare tutto se stesso, nulla escluso, al perseguimento dei più alti valori che un essere umano possa concepire per la propria esistenza. Questa è la Repubblica Veneta, questo è il futuro, questo è l'unico progetto civico che oggi sia assolutamente ritrovabile nella nostra terra e non solo. Grazie a tutti voi, forza, riusciamo sul territorio e coinvolgiamo tutti i nostri cittadini. Evviva la Repubblica Veneta, evviva l'indipendenza! E tra i simboli pratici della nostra libertà vi ho citato la carta d'identità della Repubblica Veneta, vi ho citato dove arriveremo con la smart card del criptostato. Il punto di congiunzione tra i due è questo, è il club plebiscito.eu. Ricordatevelo e ricordatelo a tutti i vostri concittadini. Grazie e viva la Repubblica Veneta.